Federalismo mai applicato, regione costretta a far fronte a capitoli di spesa crescenti con entrate sempre più basse, ma anche pungole a distanza tra i presidenti di Consiglio e Giunta regionale. Solo una settimana fa Zaia aveva annunciato la nuova battaglia della Lega, lasciare alle regioni il 75% delle risorse prodotte. Gli risponde a distanza da Palazzo Ferrofini il presidente Ruffato. Per quanto riguarda il Veneto è limitativa, adesso bisogna vedere a cosa si applica questa percentuale e quali risorse, però da come è stata presentata per la Lombardia significherebbe trattenere 16 miliardi di euro, per noi solamente 3. Insomma, una battaglia pro Lombardia più che per il Veneto, che invece, forte di risultati consolidati, chiede più autonomia magari nella gestione dell'istruzione, ma anche più risorse a disposizione. Del resto i numeri parlano chiaro, dati dell'osservatorio alla mano il modello Veneto di spesa pubblica fa risparmiare più di quello tedesco. Facendo la proporzione tra i dipendenti pubblici del Veneto e i dipendenti pubblici totali italiani, noi applicando il target a Veneto risparmieremo 27 miliardi di euro, non mi sembra una cifra da poco. Un Veneto virtuoso che sconta la mancata applicazione del federalismo e chiede per voce di rappresentanti di Unioncamere un nuovo patto di stabilità, uno stop all'aumento della tassazione e manovre differenziate tra nord e sud, perché lo sanno tutti, a malati diversi servono medicine diverse. Tutti abbiamo parlato tanto di federalismo senza attuarlo minimamente, non possiamo dire che il federalismo è fallito perché non è mai partito, sì che non è mai stato attuato. Vista la situazione in cui ci troviamo è l'unica salvezza che per quanto riguarda il nostro Veneto ma anche per quanto riguarda l'Italia.